Oh, giustamente mi state chiedendo tutti i video perché è da tanto che non li carico. Cosa è successo? Tra il lavoro nuovo, una roba e l'altra, e ho girato tanto, cioè siamo stati in montagna, amici di qua e di là. Devo ancora montare il video che sono stato in Abruzzo, porca miseria. Cazzo, ti ho girato metà Italia, devo ancora caricare un video. Ho anche il Surface, il computer che ormai è pieno di video, no? Solo che devo montarli, cioè non ho neanche più lo spazio per lavorarci, per andare avanti alla fine. Quindi dai, stasera che ore sono adesso? Vediamo. Sono le 9:08, rientro un attimo alla base, ceno dalla nonna, gli scrocco la cena. E devo lavare anche il cane pericoloso che l'ho lasciato a casa oggi, perché nel lavoro nuovo ci sono problemi di parcheggio. Allora io pensavo mi cazzo là la sera così a tutti quanti è il mio parcheggio, no? Dove voglio. Che poi sto anche facendo tutti sti video così, no? Cioè mi viene l'ispirazione, clic e la GoPro inizia a registrare. Però alla fine non c'è una fine per i video, no? C'è un saluto o qualcosa. Quindi penso che metterò tipo un to be continua, qualcosa del genere, in modo da non troncarli sempre così, che uno ci resta anche un po', dice, che cazzo di video ho fatto? D'altronde, bisogna portare pazienza, poi quando riprendo il regime è la funzione che fai il video in giornata e lo monti subito, no? O al massimo il giorno dopo, insomma. Per adesso appunto ne ho accumulati una strage. Ho trovato un posto stanotte dove ho dormito. Il posto non era per nulla bello, cioè era un parcheggio. Ho dormito per la prima volta in un posto non paradisiaco, un parcheggio. Vabbè, ma cazzo me ne frega, tiro giù le tende, mi chiudo tutto. Se chiudi tutto, che sei in un parcheggio o che sei da un'altra parte, è uguale. Se invece il posto è bello, lascio tutto aperto, così anche alla mattina se passa qualcuno mi guardano i boxerini, hai capito? C'è un po' di soddisfazione. Adesso che le morose ho detto ci diamo un taglio, ci vuole qualcuno che apprezza i miei boxerini. E cosa devo dire? Ah sì, il motivo di sto giro qua che ogni volta ti faccio sulle filippiche, che in quella zona mi ha preso il 4G a bomba. Io adesso non so qual è la banda di upload del 4G, ma il video, quello di presentazione e restauro del camper, era 500 mega circa. A volte 500 mega sotto wifi, sotto certi wifi che hanno mezzo mega di banda di upload, ti ci vuole anche, sì passa, no, la presenza di quelli da sinistra, non da quelli da destra, vai tranquilla. Aspetta, ti tolgo io un po' di punti adesso che posso, no, gli tolgo le diotrie dalla visita medica. E stavo dicendo, prima che la tipa mi interrompesse con la sua mancata precedenza, dai cervello, ripiglia il discorso di prima, dai che ce l'hai da qualche parte. E ciò, dai, ah sì, ecco, che invece allora con un wifi del cavolo, almeno quelli che ci sono da noi, anche una notte per 500 mega, a volte 500, a volte 1 giga una notte. E col 4G, giuro, 3 minuti, 4 minuti, sono rimasto, ho detto c'è un errore, lo ricarico di nuovo dopo. E invece mi ha dato che era completato, il video lo hai visto. Incredibile, cavolo. Comunque no, vedi, questa 3 mi trovo bene, perché dove funziona bene, e poi dalle altre parti non hai quasi mai internet, che non prende un cazzo quando sei in giro come internet, e quindi ti puoi leggere i libri, puoi farti i video, puoi stare un po' di tempo con te stesso, puoi andare in giro, passeggiare, fare, piegare, insomma, sul lato positivo anche quella cosa là. La telefonia no, la telefonia è sempre che prende, perché il roaming è gratuito sulle celle della team, e quindi ovvio li prendo sempre come telefono, che a me non me ne frega niente, io odio stare al telefono poi tra l'altro, non mi lamento. 15 euro al mese, te l'avevo raccontata, no? Buono, 1 giga al giorno e via. Questo è un esperimento, perché ho rimesso la GoPro a sinistra, però col piccio, che sarebbe l'attacco sotto, basso, quindi non so se si vede solo il volante, no, solo il volante no, devo vedere che non si veda troppo il volante come mi vedo, no?
Cioè mi ferma qua la pula, no? I cabby, gli faccio buongiorno agente, le vado a prendere la patente e così vedo se si vede anche l'agente a cui consegnare la patente. In teoria. E mi butto qua nell'erba a bere il caffè, così mi faccio anche 2 o 3 sgommattate dopo perché c'è l'erba bagnata. Oh, c'è un vento della Madonna, non mi fa neanche aprire la porta del camper. Adesso boh, si è calmato. Cioè. Ah, ecco, devo prendere l'acqua. L'acqua mi sono dimenticato, devo usare l'acqua del rubinetto che me l'hanno sconsigliata in tanti, il motivo non lo so. Però per fare la pasta e per fare il caffè me l'hanno sconsigliata di usare quella, e che quando ho caricato l'acqua mi sono dimenticato di caricarmi le bottiglie. Sai che io ho le mie 2 bottiglie senza etichetta per distinguerle, dove mi carico l'acqua per la pasta e il caffè. Stavo pensando se era il caso di di usarne altre. No, ma bastano. Beh, oddio, no, forse è il caso di prendere almeno una terza, dai, almeno una terza. Sì, perché vedo che mi finiscono spesso, perché tieni conto, per l'acqua, per una persona, 1,5 litri di acqua sei proprio ciucciato, cioè dico che è insufficiente, però è proprio poca, insomma, no? E quindi solo per una pasta asciutta una bottiglia tira via. E poi tieni conto, il caffè, una seconda pasta, un riso, che ne so io, qualsiasi altra cosa, e ti ritrovi senza, quindi sì, dai, un'altra bottiglietta. Aiuto, e che? Sto gran coffee. Nel video della presentazione del restauro, diciamo i lavori grossi, i primi lavori grossi, perché dopo tutti gli altri lavori alla fine saranno da meno soldi, no? La scrivania, il parquet per terra, e c'è la riverniciatura della stufa, tutte quelle cazzatine, la carta che non ho mai voglia di farla, anche perché, ecco, che mono, ho sbagliato strada, dovevo andare, vabbè, intanto mi faccio il caffè, non sbatto un cazzo. Devo andare al Beps a prendere la lampada, il coso, e ho preso tutta un'altra strada. Vabbè, caffettino, mi giro e via. Oh, tra le schifezze prese oggi, guarda, la super dimo, così adesso dimo tutto quanto, cioè gli faccio di quelle dimate che metà fa basta. E poi, visto che ero senza, guarda, bellissimo questo ombrello col contachilometri e il pommello con le marce, stupendo, cazzo, stupendo, mi piace. Bene, abbiamo lavato cane pericoloso, che non è tanto felice, è vero cane che non sei tanto felice che ti ho lavato. No, mi guarda, Amy, non sei felice che ti ho lavata? Sei tutta pulita e profumata, no? Insomma, non siamo tanto felici. No, guarda, non mi guarda neanche. Sono offesa, guardo di là, faccio finta di niente, putanella. Oh, bellissima la luce, guarda che robe. È che bisogna vederla col buio pesto, eccola qua. Col buio pesto la apprezzi perché ti fa giorno qua davanti, no? Veramente una bella roba. Dimmi, cane, cosa c'è? Stai controllando se c'è qualcosa, perché ti ho fatto fare questa strada un po' così, un po' di sassi. Cane, dimmi tutto. Sai che adesso ti riprendiamo anche te, perché c'è la GoPro che inquadra là, che inquadra le tue cose pericolose che tu fai e guardi tutte. Ma non c'è niente. Ho appena pulito il vetro dal tuo naso spiazzicato in tutti i vetri del camper. Dimmi, cosa c'è? C'è niente, vuoi che ci sia al massimo qualche rana perché ha piovuto, ma non ci sono gatti o baus qua, no, non c'è niente, te lo dico. Poi sai che te lo dico io se c'è il baus, se c'è il gatto. Tu puoi dormire tranquilla, che io ti dico sempre, Amy, guarda che c'è il baus, guarda che c'è il gatto, non ti fidi te. Che cosa? No, deve esserci anche un po' di fiducia, no? Eccoci qua, modifica il camper di oggi.
Allora, il mio accessorio barra mascotte, barra logo, barra tutto quello che vuoi, mi corre sempre in giro per il camper. Allora gli metto la Uhu nelle ruote, così chissà che stia fermo, che non se ne vada più in giro. Maremma maiala. Solo uno stuzzicadente che io non ho. Cazzo, mi hai consumato metà barattolo di Uhu. Allora, stuzzicadente, no, beh, guarda, si può fare con le fascette, giusto per buttargliela dentro. Eccolo là, vai dentro, vai di cattiveria, così. E speriamo che basti, no?